Friuli, 1000 anni di pioggia. Il Friuli da sempre è un angolo d'Italia in cui le nubi si incuneano, riversando sulle sue montagne abbondanti piogge, soprattutto quando dal mare soffia il vento umido di scirocco e le nubi si strizzano come spugne sulle cime, e poi si scatena un inferno d'acqua che rimbomba in tutte le valli. L'evento atmosferico più antico di cui si abbia testimonianza scritta risale al 589 d.C. ed è stato un novembre catastrofico per tutta la penisola, che non era ancora Italia. Infatti da solo 20 anni erano appena arrivati i Longobardi. Anche Roma fu completamente allagata dall'esondazione del Tevere e perse molti dei suoi granai. Venezia fu subissata a causa di tutti i fiumi ingrossati o molto probabilmente per colpa del vento di scirocco che spinge il mare in città, che combinato all'alta marea ancora oggi crea disagi. Morirono uomini e animali e vennero cancellati campi e strade. L'Adige a Verona si alzò così tanto che mutò il suo corso per sempre e non andò più ad est come prima. Fu distrutto il Basso Padovano, il Polesine e tutte le terre intorno alla laguna. Tale fu la furia dell'acqua che il tagliamento si divise dal Meduna e dal Livenza definitivamente. Leggenda narra che un pezzo del monte Mataiur si staccò e cadde nel piccolo lago che esisteva tra Caporetto e Tolmino, nei pressi di Staroselo. Questo cambiamento morfologico della zona è narrato sia da Paolo Diacono che da Gregorio Magno. Questo evento quasi biblico causò lo straripamento di tutti i fiumi. Così nella zona delle Prealpi Giulie si sarebbe verificata una colossale frana che, cadendo sul ramo più occidentale del lago verso Staroselo, ne avrebbe ostruito l'antica uscita. Bloccato l'unico emissario, il lago superiore avrebbe continuato ad alzarsi di livello fino a trovare un nuovo sbocco vicino all'attuale Santa Lucia di Sonzo, e la grande quantità d'acqua traboccata si sarebbe riversata nel lago inferiore, facendolo tracimare, erodendo le sponde verso Gradisca e raggiungendo il Torre e il Natisone tra Campolongo e Ruda. Il Natisone stesso venne sconvolto, come riportato dal Cicconi, che lo fece diventare affluente del Torre e spostò la sua foce più a est, diventando affluente dell'Isonzo e non più vicino all'Aquileia romana, che, come racconta Strabone, aveva una tissa navigabile per più di 10 chilometri dal mare, mentre Plinio fa notare che scorreva in parallelo al Torre fino al mare. Natiso cum turro prefluentes Aquileiam coloniam. L'anno successivo, nel 590, ci furono pestilenze e carestie, ovvia conseguenza di un tale sconvolgimento, e nel 591 ci fu una grave siccità da gennaio a settembre. A Trento arrivarono le locuste, che tornarono pure nel 592. Da tali disgrazie si innescò la quinta ondata di peste bubonica giustiniana, soprattutto a Ravenna, Grado e in Istria. La peste corre per mare, infatti ne saranno colpite anche Marsiglia, Ostia e Costantinopoli, seguendo poi tutti i fiumi navigabili fino all'entroterra. Lo so, siamo partiti da uno dei peggiori eventi per il nostro nord-est, e non dimentichiamo che dal V al VII secolo era tempo di invasioni barbariche. Spostiamoci avanti di 6 secoli fino al basso medioevo. Nel 1271 una piena del Natisone distrusse gran parte di Borgo Brossana, allagando la chiesa di San Biagio, demolendo la muraglia, case e diversi mulini, e l'acqua salì fino all'altezza del ponte. Dal 1315 al 1322 ci furono 7 anni di cattivo tempo e pessimi raccolti con gravi carestie. Nel 1321 gravi allagamenti a Prata di Pordenone, con il Meduna che arrivò al primo piano delle case. L'11 settembre 1327 il Natisone cancellò la strada Cividale-Caporetto e distrusse quasi tutte le case di Borgo Brossana. Il Torre esondò a Rizzolo raggiungendo le mura di Udine. Nell'anno 1400 ci furono altre inondazioni e pioggia ininterrotta per giorni, tanto che Udine Cividale, che
che erano in guerra, dovettero sospendere gli scontri. Nel 1411 una sorta di uragano gonfia il Torre, che esce nuovamente dagli argini e allaga i borghi sotto Udine. Il 21 luglio del 1415 il tagliamento si tinse color sangue per tutto il pomeriggio, probabilmente per qualche minerale trasportato a valle. Nel 1430 esondò a Osoppo e inondò fino a Gemona, Artegna e Buia, e il monte di Osoppo divenne un'isola in mezzo al fiume. Il 26 agosto del 1468 il Natisone distrugge il paese di Brischis, il ponte di Premariacco e ancora la chiesa di San Biagio si ritrovò sotto 60 cm d'acqua. Raggiunse alcune case fino al primo piano. Il Torre colpì Udine allagando chiesa San Francesco e molti villaggi vicino ad Aquileia vennero rasi al suolo. Quell'anno non ci fu vendemmia o raccolto. Lo stesso villaggio di nome Salt prende il nome dal primo salto che il Torre faceva per esondare nelle campagne. Ora facciamo un altro salto in avanti di 4 secoli, non perché non sia accaduto nulla in quegli secoli. Infatti i disastri continuano, anno dopo anno, anche se nei secoli per fortuna le amministrazioni locali cominciano a gestire il territorio in funzione di questi eventi. Il 1896 fu un altro anno terribile per il nord-est. Il Friuli, che è diviso in due dal confine asburgico, subisce il 26 giugno una spaventosa piena del Torre, che proprio sul confine tra Viscone e Villesse esonda, allagando tutti i campi. Durante la notte cresce ancora e al mattino da Chiopris alla foce dell'Isonzo è il disastro. Tutti i campi portati via dalla corrente e dove la corrente è stata meno intensa tutto è coperto da fango e ghiaia. A ottobre un altro nubifragio colpisce Trieste. Le ripide vie diventano fiumi in piena, con le prime auto parcheggiate in mezzo ai cavalli impauriti. Ad un tratto, nell'acqua scura, si intravede una grossa macchia nera spinta dalla corrente. Era un maiale che i passanti tentarono di salvare, ma non ci fu nulla da fare. In via Rossetti crollò un muro di 6 metri, e molti muri di via dell'Istria furono danneggiati. La gente rimase bloccata nelle trattorie e nei caffè per ore e alla fine tanti magazzini del porto furono inondati dalla strada di Barcola fino a Piazza Grande. «13 luglio 1903, ore 9, San Pietro a Natisone. Splende il sole e il cielo è così limpido come non si vedeva da un pezzo. Durante la mattinata il cielo si chiude e le nuvole diventano dense. I barometri segnano valori bassi e gli igrometri testimoniano aria secca. Ma è chiaro che questa era una situazione alquanto anomala. A mezzogiorno il cielo è come piombo e le spire grigie delle nubi sembra si stiano muovendo come muscoli pronti a sferrare il loro colpo. Qualche debole tuono annuncia la prima pioggia. Fine, ma fitta. Ancora tuoni e il cielo rabbuia la terra e le scaglie addosso pioggia grossa e poi grandine, di continuo, con il vento impetuoso che contorce gli alberi, strappa i pagni stesi e solleva gli avanzi di paese. Tutto questo per 3 lunghe ore. Dalla cima del Clancic, dietro la vecchia chiesa, attaccata al campanile, si riversa in paese per la irta discesa un fiume che comincia a mangiare il muro di sostegno della chiesa. In parte crolla e l'acqua comincia a mangiarsi la terra. Da questa terra spuntano ossa del vecchio cimitero, tibie e teschi, rotolano per il vecchio borgo San Pietro, depositandosi a caso al bordo della strada. Il giorno seguente tutte le ossa saranno raccolte e tumulate nel nuovo cimitero. Nel piccolo paese di Oculis la situazione è ancora più drammatica.
Dalla montagna sono piombati in paese migliaia di metri cubi di ghiaia e fango, che hanno seppellito fino al primo piano tutta la piazza. Molte case sono danneggiate e la casa del signor Becia, con il focolare e il tinello, ha una parete sventrata, da cui sono usciti un armadio e vari oggetti trascinati dalla forza dell'uragano. A Cividale la strada della Barbetta fino a San Guazzo è sommersa da 1 metro d'acqua e il torrente Emiliano, a nord di Porta San Giovanni, straripa in più punti, fino al suo tuffo nel Natisone. Non prima di trascinare con sé un piccolo ponte. Prontamente i pompieri intervengono intorno alla città. I treni verso Udine vengono sospesi, dato che anche Moimacco e Bottenicco sono completamente allagati. 2 giorni dopo, a San Pietro a Natisone, si riuniscono il commissario Camillo di Briganza di Cividale, assieme al sindaco Voglic, il consigliere provinciale Cavalier Cuccavaz, il medico, dottor Brosadola, il segretario Podrecca, ingegneri e periti vari, giunta comunale e carabinieri. Formano un corteo che dalla trattoria Belvedere del signor Strazzolini si avvia verso Vernasso, in frazione Costa Peraria, quella che adesso si chiama Clieris. Lì la furia dell'acqua ha divelto il ponte storico, isolando di fatto queste case. Poi seguono la via verso Opulis, le cui case in piazza hanno ancora ostruito l'ingresso al piano terra. Il deposito di ghiaia e fango a nord del paese raggiunge gli 8 metri di altezza, invadendo tutta la strada. Il corteo attraversa la traballante passerella di Oculis per tornare a San Pietro e per visionare un campo danneggiato del Cuccavaz, il cui danno è grave e ammonta a circa lire 1000. Mentre in una cava di ghiaia a Guspergo, lungo il Natisone, il danno ammonta addirittura a 5.000 lire. Stai ascoltando Il Confine, Storia Nord-Est. Tutto il Novecento sarà un susseguirsi di eventi atmosferici importanti. La risposta del territorio sarà molto importante e con il cemento degli anni 50 e 60 riuscirà ad arginare molti dei fiumi e mettere in sicurezza molti paesi. Le alluvioni di più breve memoria del Novecento le racconteremo in un altro episodio, dedicheremo un'unica puntata solo all'ultimo secolo di disastri.